portato le gelatine Ambra per i miei capelli. Via. Buonasera, questa sera siamo a Resia, stupendo paese in mezzo alle nostre montagne, e abbiamo portato il gomitolo del filo delle nostre agane, delle nostre montagne, delle nostre Dolomiti friulane, proprio per creare una continuità in questi nostri racconti, in queste nostre storie. Abbiamo passato un paio d'ore con alcune persone che ci hanno raccontato un po' di racconti, un po' di storie qui della nostra Valle Resiana, che sono stupende. Infatti torneremo ancora a studiare, ad approfondire queste conoscenze, perché veramente siamo rimasti affascinati. E per continuare un po' questo nostro filò, volevamo cominciare con una storia che viene proprio dalle Dolomiti friulane, ed è una storia che riguarda proprio un gomitolo, perché come un po' anche a Resia, anche nelle nostre valli dell'Occidente friulano, gli uomini d'estate, durante tutto l'anno, erano di solito assenti, erano via per lavoro, e quindi tutto il peso del mantenimento della famiglia e degli animali e tutti i lavori che erano da fare erano tutte sulle spalle delle donne. Donne che dovevano lavorare tutto il giorno, lavoravano anche buona parte della notte e dovevano pensare un po' a tutto, ai bambini, agli anziani, agli animali. E uno dei lavori più pesanti era sicuramente quello di andare a fare il fieno, per cui queste donne si alzavano prestissimo alla mattina, salivano su fino anche a più di 1000 metri d'altezza a falciare, andavano a sfalciare il fieno, poi lo facevano asciugare e alla fine poi dopo un paio di giorni andavano a fare la raccolta e lo riportavano giù nelle stalle di casa con queste gerle enormi piene di fieno. E una di queste donne stava proprio un giorno scendendo piano piano su questi sentieri impervi, stava scendendo giù verso valle, e a un certo punto si è vista attraversare la strada, il sentiero, da una bellissima salamandra che era però molto grossa, si vedeva che era incinta, e questa donna, che aveva già tanti figli, si è fatta impietosire vedendo questo animaletto così in difficoltà, ha appoggiato la schiena a una roccia, ha appoggiato
la gerla e si è chinata ad accarezzare questa bestiolina e le ha detto: guarda, sono mamma anch'io e capisco il dolore che stai passando, purtroppo non posso aiutarti, ma vorrei tanto poterlo fare. Immediatamente la salamandra è scomparsa e al suo posto si è vista una bellissima donna tutta vestita di bianco con i capelli neri, e questa donna l'ha presa per mano e l'ha fatta alzare e le ha detto: guarda, io ti ringrazio per questo tuo pensiero così generoso. Io sono una Gana e l'unica cosa che posso fare per manifestarti questo mio ringraziamento, ti faccio dono di questo gomitolo che tu userai per riscaldare i tuoi bambini, riscaldare i tuoi nonni, farai dei vestiti, dei calzini e delle cose che serviranno perché voi possiate stare più caldi. E le mise in mano questo gomitolo che era poco più grande di un'albicocca. La donna, vedendo questo gomitolino, intanto era contentissima per il regalo, ma il primo pensiero che le venne fu che sì e no avrebbe fatto un calzino per uno dei suoi bambini, perché più di così non avrebbe potuto fare. Però se lo mise nel tascone del suo grembiule, riprese la sua gerla e scese di nuovo verso casa, bella contenta e allegra. Quando finalmente arrivò a casa, dopo aver accudito tutti i bambini, fatto da mangiare per tutti, messo a dormire le persone, ecco che finalmente per un attimo di pausa e di tranquillità non solo non si mise a riposare, ma cominciò piano piano a prendere i ferri e cominciò a lavorare per il primo calzino per il suo bambino da fare con questo gomitolo. Cominciò a fare il gomitolo, intanto pensava ai lavori da fare, a tutto quello che c'era da fare il giorno dopo, e andava avanti, finì il calzino e vide che il gomitolo era ancora esattamente come prima. Fece il secondo, poi nelle sere successive fece maglioni, fece vestiti, fece altre cose, ma il gomitolo non decresceva mai, restava sempre così, e si dice che poi lei abbia continuato a fare vestiti per tutta la sua famiglia. Poi, una volta che lei divenne anziana, trasmise questo gomitolo a una sua nipote e questa ancora avanti, perché il gomitolo comunque non calava mai e restava lì e permetteva alle donne di poter costruire, di poter fare e creare dei vestiti che poi usavano i bambini e gli anziani. Il tempo passò e ne passò veramente tanto, ma ancora oggi questo gomitolo si dice che venga mantenuto, che ci sia a Maniago una nonnina che la sera si mette lì con i suoi ferri e crea dei vestiti per le persone più povere del paese, perché il gomitolo della Ghana non cala mai e resta sempre lì a disposizione della nostra gente più bisognosa. Ma per nostre piccini, la Madonna e San Martin faceva liet, Gesù Cristo benedetto, e sull'ave e sull'arcione, sulla creta dal paron, e il parone alle sandieri cae dalla scascassieri la gamar. Eran cambia das que s'anime staludis, novo voltas, la vea dal di nada.
Sono molte le storie che si raccontano sul Natale e molte che riguardano animali, ma forse la storia dell'oca non è tanto conosciuta, perché a un certo punto, proprio la vigilia di Natale, il 24, si venne a sapere in questo piccolo paesino della Galilea che comunque stava per nascere una persona molto molto importante, si pensava fosse un signore, un re, qualcuno di veramente molto potente. E tutti gli animali nelle fattorie lì vicino erano tutti incuriositi al pari degli umani, perché comunque c'era qualcosa di molto strano, c'era un'aria frizzante, un'aria curiosa e tutti erano interessati. E fra questi c'era anche l'oca di una fattoria che era particolarmente curiosa e molto vivace, quindi a un certo punto, a metà pomeriggio, decise di uscire dalla fattoria e di salire su fino al palazzo del Signore per cercare di capire chi fosse questo bambino e da dove venisse. Quindi piano piano prese i sentieri, schivando le varie persone che passavano, i carretti, gli animali e tutto quello che correva lungo la strada, e finalmente raggiunse il palazzo del Signore, perché il primo pensiero che le venne, c'era sicuramente la gallina più anziana della corte del Signore, che lei conosceva sempre tutto, tutti i segreti, e quindi andò subito da lei a chiederle: senti, qua, non è che per caso hai qualche idea di chi stia nascendo, se poi sta nascendo qui a palazzo, perché se è così potente, se è un signore così importante, sicuramente nascerà qui. No, cocodè, fa lei, no, io non ne so niente, ma anch'io sono curiosa, non si sa nulla ancora di tutto questo, sappiamo solo che c'è un gran fermento, però non riusciamo ancora a conoscere cosa stia succedendo veramente. E l'oca, siccome sapeva benissimo che se la gallina avesse cominciato a raccontare, a parlare, non avrebbe più smesso, cercò subito di deviare il discorso e disse: vabbè, allora senti, faccio un giretto, cerco di capire qualcosa, magari vengo a raccontarti. E intanto prese e scappò subito fuori, perché sapeva benissimo che sennò non sarebbe più riuscita ad uscire da quel pollaio. Allora prese le varie stradine del paesino e via che passava di casa in casa, chiese a dei cani, a dei gatti, chiese a dei vari animali, addirittura a un certo punto arrivò ad un cavallo che era tutto sudato, era tutto schiumoso, era tutto trafelato, perché era arrivato di corso dalle montagne dell'Atlante, e chiese a questo cavallo: ma tu che sei così importante, hai mica sentito parlare di questo bambino che sta per nascere? Guarda, io so solo che insieme al mio cavaliere siamo arrivati qui di corsa, abbiamo corso due giorni e 2 notti, inseguendo questa stella che stava camminando nel cielo. Sappiamo che qui deve nascere qualcuno, ma non sappiamo chi sia e soprattutto non sappiamo dove stia nascendo. Il mio Signore sta chiedendo qui nella locanda, ma non ci sono notizie, non si sa niente. Il sole cominciava intanto a calare, quindi l'oca continuò a percorrere le stradine del paese e a un certo punto al tramonto si rese conto che stava arrivando il momento della volpe. Lei sapeva bene che l'alba e il tramonto sono 2 momenti molto pericolosi, molto importanti, perché è il momento in cui la volpe esce a caccia, e quindi disse: faccio ancora questo pezzettino di strada e dopodiché torno di corsa in fattoria, perché sennò sicuramente mi prende. Arriverò fino alla curva dove c'era il vecchio pastore. Arrivò giù fino alla curva e guardando giù vide nella stalla ormai diroccata del vecchio pastore che c'era una luce, c'era un fuoco e c'erano alcune persone che stavano entrando. Ora, incuriosite, fece un piccolo volo, arrivò fino davanti alla porta e vide che nella stalla c'era un fuoco e davanti a questo fuoco c'era un bambinello che stava attraendo un po' tutti, ma c'erano solo alcuni pastori, c'erano una decina di persone, si erano portati anche qualche pecora, qualche altro animale, e lì che si stavano assiepando intorno a questa mangiatoia dove c'era un asino, c'erano anche il papà e la mamma di questo bambinello che lei non riusciva a vedere perché c'era tutto questo muro di gente. Allora piano piano si infilò in mezzo a zampe e gambe fino a che arrivò vicino a questo bambino, e quando arrivò lì rimase stupita e felicissima di vedere questo bambino stupendo che sorrideva a tutti, ma la prima cosa che notò fu che questo bambino era stato appoggiato sul fieno vecchio, e quindi aveva degli spuntoni che erano molto, molto fastidiosi, sicuramente davano fastidio al bambino che continuava a muoversi per cercare di evitarli. Allora si infilò ancora un po' in mezzo alla gente che ormai cominciò a guardarla anche con un certo disagio, un po' di fastidio, arrivò vicino al bambino e quando arrivò lì vicino al bambinello piano piano cominciò a togliersi le piume dalla pancia e le mise tutte intorno
al bambinello perché erano le piume le più morbide, le più dolci, quelle che di solito lei utilizzava per scaldare i suoi piccolini. Allora cominciava a togliere, le mise piano piano intorno al bambinello e il bambinello finalmente si trovò in mezzo a un tappetino tutto morbido, era tutto contento, intanto lei continuava a metterlo, continuava a toglierselo. A un certo punto la Madonna se ne accorse e ovviamente col suo sguardo di mamma subito capì quello che la Loca stava facendo e quindi le accarezzò il collo flessuoso e la salutò e intanto la Loca continuava a togliersi le piume, fra anche il nervoso e il fastidio dei presenti perché si resero conto che lei stava facendo qualcosa di molto importante per il bambinello, mentre loro alla fine erano solo lì che lo guardavano. Allora poi la tradizione ci racconta che in quello che poi successe dopo nel tempo e negli anni, nei presepi sappiamo che l'oca non manca mai, c'è sempre un'oca in tutti i presepi, ma quello che più si ricorda, e che le oche si ricordano sempre, è che l'invidia degli uomini fece sì che da quel momento in poi decisero di prendere da tutte le oche che riuscivano a trovare le piume per fare cuscini e per fare materassi e per fare addirittura anche i piumini. Questo ovviamente a discapito dei poveri pulcini delle oche che nascevano poi nel tempo e che avevano purtroppo freddo perché non potevano stare al caldo vicino alla pancia della mamma. Però le oche questo dissero sempre che lo hanno accettato con vero piacere perché sapevano che il dono della loro progenitrice, quello che fece 2000 anni fa al bambinello, viene ricordato ancora adesso e in fondo l'invidia loro non le tocca perché loro restano sempre gli animali più amati dal bambinello quando è nato nella sua greppia ed è stato lì che finalmente il loro amore si è manifestato al nuovo Dio che stava nascendo.
Voglio raccontarvi una storia che è natalizia fino a un certo punto, che è anche molto triste, ma che secondo me ha un notevole significato e una grande importanza, ed è la storia della povera Agnese. Agnese era una donna veramente sfortunata, perché a un certo punto della sua vita ha perso suo marito, che è morto in un incidente di lavoro, e poche settimane dopo ha perso anche l'unico figlio che aveva per una malattia. La povera Agnese non è riuscita a risollevarsi da questo dolore insopportabile e non faceva altro che piangere tutto il giorno e tutta la notte. Alla mattina si alzava presto, andava nel cimitero e cominciava a piangere prima su una tomba e poi sull'altra, e poi alla sera, quando poi faceva buio, tornava a casa e continuava ancora a piangere, a restare in questo suo grandissimo dolore. E tutto il paese è rimasto colpito da tutto questo, anche perché tutti le volevano bene. Agnese era una persona dolcissima, dal cuore grande, e quindi vederla sempre così addolorata e così penitente e sempre lì presa da questo suo dolore incredibile metteva tutti in grande disagio, cercavano in qualche maniera di aiutarla, la invitavano a pranzo, a cena, ma non c'era proprio modo, lei continuava sempre a struggersi in questo grandissimo dolore. Anche il parroco cercò di aiutarla, ma si vedeva che non c'era grande possibilità di aiutarla, finché a un certo punto, ed era la vigilia dell'Epifania, le disse: senti, io non posso restituirti tuo marito e tuo figlio, però forse ti posso dare la possibilità di vedere tuo figlio ancora una volta. Quindi se vuoi, domani mattina, prima che sorga l'alba, ci troviamo sulla spianata della chiesa e vediamo cosa possiamo fare. Agnese, figurarsi, si è messa una mano sulla bocca, già le cadevano i lacrimoni, diceva: sì, almeno una volta, fammelo vedere ancora. E quindi la mattina successiva, prima che canti il gallo, col suo scialle in questa notte fredda, perché c'era anche tutta la neve per terra, faceva veramente tanto freddo, raggiunse la spianata della chiesa ed era una notte ancora bellissima, limpida, e si vedeva appena lontano un leggero albeggiare, ma proprio era leggerissimo, e lei si mise lì con il parroco e cominciarono a guardare verso oriente, e lì guardavano questo lucore che piano piano cresceva, ma non si vedeva assolutamente niente. A un certo punto, quando la luce fu un po' più forte, il parroco le dice: adesso tu metti il tuo piede sinistro sopra il mio. Questo era un modo per condividere quella che viene chiamata la seconda vista, che era posseduta da alcune persone dalla grande spiritualità, dalla grande forza interiore, e che permetteva di vedere cose che di solito non si vedevano. Agnese mise il piede sul piede del parroco, sul piede sinistro, e cominciò a guardare, ma ancora non si vedeva niente, finché poi leggermente da lontano vide un piccolo movimento. Erano degli esserini neri lontanissimi, sembravano magari anche corvi, cornacchie, non si capiva bene, ma lei continuava a guardare, a fissare, e intanto si avvicinavano sempre di più, finché a un certo punto vide che erano tantissimi bambini che camminavano nel cielo ed erano tutti festanti, tutti contenti, stavano giocando fra di loro, ridevano, scherzavano, e davanti a loro c'era una donna bellissima, tutta vestita con un velo azzurro, bianco, era chiarissimo, seduta su un asino bianco che sorrideva e camminava davanti a loro. E quando fu vicina, il parroco le disse: guarda, io non so chi sia questo essere bellissimo, potrebbe essere la Madonna, potrebbe essere Santa Lucia, potrebbe essere la Nostra Signora, ma quello che è certo è che lei è la protettrice dei bambini. Questa passò sorridendo, e dietro di lei tutti questi bambini festanti, ma ce n'erano un'infinità, erano tantissimi, e questo corteo che si avvicinava, e Agnese guardava in alto per cercare di riconoscere suo figlio, di vedere se passava, e lì che guardava tutti questi bambini che passavano, finché a un certo punto ormai il corteo cominciava un po' a sgranarsi, i bambini diventavano sempre meno, si vedeva che ormai il grosso del gruppo era passato, e da lontano vide un bambino che arrancava, portava una giara piena d'acqua perché era tutto bagnato, e arrivava camminando cercando di raggiungere gli altri, e tutti passarono, e fino a che arrivò anche questo bambino, e lei si accorse che era suo figlio, si mise la mano sul volto, non riuscì a dire niente. Il bambino si chinò e le disse: ciao mamma, queste che sto portando sono le tue lacrime, per favore
cerca di non piangere più, perché io voglio andare a giocare con i miei amici, ormai stiamo bene qui, siamo tutti belli contenti e felici. Il bambino poi se ne andò, si dice che da quel giorno Agnese non pianse più. Ora un grande classico che io vi racconterò nella versione di Elio Craighero, che mi raccontò a Trepo Carnico tanti anni fa. Ed è ancora natalizia perché si racconta di questo bambinello che era appena nato e che Maria e Giuseppe misero davanti a un fuoco, mentre loro si sedettero sulle balle di fieno appena dietro a lui ed erano veramente stanchissimi, non c'era ancora nessuno. Non era arrivato il bue, non erano arrivati i pastori, non c'erano gli angeli, non c'era neanche la cometa. Tutto era silenzio, solo questo bambino che era lì contento davanti al fuoco e loro appoggiati dietro alla fine si addormentarono e piano piano il fuoco cominciò a spegnersi e non c'era nessun altro se non un uccellino grigio che era lì sulla finestra che li guardava e a un certo punto si accorse che il bambino cominciava ad avere freddo perché aveva dei brividi. E la prima cosa che fece un voletto e scese giù su un sasso davanti al fuoco e cominciò a battere le ali, a battere veloce, fino a che piano piano la fiammella ricominciò a fare un po' di fumo e lui imperterrito continuava a battere, via che batteva ancora e piano piano il fuoco cominciò a crepitare, poi cominciò a farsi vedere qualche fiammella e lui sempre lì che batteva, il fuoco cominciò a crescere, il bambinello sorrise alla vista di questo fuoco che finalmente lo riscaldava di nuovo, lui contento continuò a battere le ali fino a quando il fuoco crebbe e cominciò a bruciargli tutte le piume della pancia e lui continuò a battere ancora fino a quando presero fuoco anche le penne delle sue ali, lui ormai era stanchissimo, stava per cadere giù sul fuoco, quando intanto Giuseppe che si era svegliato lo afferrò giusto un attimo prima che cadesse nelle fiamme e con questo esserino ormai tutto ustionato non sapeva che cosa fare, lo guardava impietosito e il bambinello aprì una mano e lui glielo mise lì in mano
E intanto cominciarono ad arrivare tutti i pastori, arrivò la stella cometa, arrivarono gli angeli e ci fu tutta la festa del Natale. Intanto il bambinello restò con questo uccellino per tutta la notte lì nella sua mano, e all'alba del giorno dopo, finalmente quando la gente se ne andò, anche lui l'aprì e l'uccellino era completamente guarito, erano ricresciute le piume, erano ricresciute le penne delle sue ali, sulla schiena era ancora tutto grigio come era prima, ma sulla pancia aveva una bellissima pancia di piume rosse. È così che è nato il pettirosso. Adesso vi racconterò una storia che penso ad alcuni di voi, appena comincerò a raccontare, ricorderà un po' il canto di Natale di Dickens. Almeno io la prima volta che la sentii lo associai subito a questo racconto, ma poi ascoltandolo bene e rimettendolo insieme capii che forse era un'ispirazione, ma che sicuramente le due cose non erano la stessa. Anche in questo caso abbiamo una persona che è estremamente tirchia, estremamente taccagna, proprio un uomo che badava solo ai soldi, non aveva nessun sentimento di nessun tipo e nessuna generosità verso nessuno. E questo era Domenico. Un'altra persona però che conosciamo è Antonio, che invece è una persona molto buona, generosa, gentile, una persona anche un po' ingenua, ma che comunque aiutava sempre tutti. Allora andava anche spesso a fare dei lavori per Meni, anche se Meni lo pagava molto poco, spesso quasi con niente. E un giorno andò lì da Meni e gli disse: senti, io avrei un piacere da chiederti, è una cosa a cui tengo già da sempre, fino a quando ero bambino. No, fa Meni, non chiedermi piaceri, perché i piaceri sempre costano, alla fine tu finirai sempre per chiedermi soldi, non voglio dare soldi a nessuno, lo sai bene, quindi non se ne parla. No, guarda, io non ti voglio chiedere niente, non voglio soldi da te. Vorrei però un piacere, anche i piaceri costano, perché comunque, no, ma non voglio un piacere di nessun tipo da te, devo solo farti perdere un momento di tempo, anche il tempo è denaro, quindi no, non voglio fare.
ascoltami un momentino, perché vorrei solo avere la possibilità di andare la notte della vigilia di Natale a mezzanotte nella tua stalla in silenzio e vedere se veramente gli animali parlano. Domenico stava per scoppiare a ridere, ma si fermò e pensò subito, boh, io lo accompagno e poi lo prendo in giro in osteria per tutta la vita che viene e quindi quasi quasi mi prendo questo sfizio. Tanto a casa non voleva stare perché il fuoco non lo accendeva mai perché costava. Al buio perché anche la luce costa e quindi era lì da solo perché nessuno andava a trovare. Dice, boh, la notte della vigilia provo almeno a divertirmi un po'. Va bene, allora Tony, ci vediamo lì davanti alla porta della stalla a 00:45 della vigilia. Tutto contento, Tony se ne va e si ritrovano vicino alla porticina dell'ingresso laterale della stalla, un quarto d'ora prima della mezzanotte della vigilia, entrano piano piano di nascosto e lì c'era poi anche una parete di legno che divideva una parte della stalla dove c'era il fieno dagli animali che stavano di là e piano piano si sedettero sul fieno, appoggiati alla staccionata di legno, zitti, e rimasero lì in silenzio. Intanto si sentiva la campana che chiamava la gente alla messa di mezzanotte, non succedeva niente, passarono i minuti, passò un buon quarto d'ora e Manny ormai cominciava anche ad avere un crampo a un ginocchio, stava per alzarsi, quando si sentì rintoccare la campana della mezzanotte e al 12° rintocco si sentì una voce gutturale al di là della staccionata che subito disse: «Oh, Sciuntino, se tu sapessi, se tu sapessi, guarda, ho la catena che mi sta tagliando qui sul collo, sono tutta una piaga e non so che cosa fare. Lui viene qua tutti i giorni ma non bada alle nostre ferite, ho le unghie lunghe e non riesco neanche a muovermi, ma siamo sempre legate qui». E la mucca successiva: «Oh, se tu sapessi, guarda, io non ne posso più dalle botte sulla schiena che ci dà con quel bastone quando viene a mungere, mai che chieda una volta per piacere, grazie, niente, solo botte sulla schiena, vai di qua, girati di là, bim, boom, sempre botte, pacche, io non lo sopporto più, la terza più avanti, e sì, e poi quel fieno che ci dà è così cattivo, io ho sempre mal di pancia, sto sempre male, ci dà delle schifezze, io veramente non ne posso più». Poi la quarta laggiù: «Ma dai, stiamo tranquille, tanto gli mancano ancora 3 giorni, poi finalmente morirà e cambieremo stalla, che peggio di così sicuramente non staremo». A questo punto Manny rimase pietrificato, Tony che era lì non sapeva bene cosa fare sgattaiolò fuori dalla stalla e Manny restò lì in silenzio e non sapeva cosa fare, cominciò a piangere perché cominciò a capire che la sua vita era stata veramente un niente, sì, piena di soldi perché teneva tanta gente a strozzo, per cui si impadroniva dei terreni della gente che non riusciva a pagarlo, ma alla fine non aveva niente, nessuno, i suoi figli non lo guardavano più, i nipoti non venivano mai a trovarlo, la gente lo odiava e lo detestava e lo schivava sempre, quindi disse: «Boh, ma che vita ho fatto, cosa farò adesso? Quando morirò saranno tutti contenti, non verrà neanche nessuno al funerale». E lì cominciò a piangere, non sapeva cosa fare, uscì dalla stalla, ma di andare in casa tutta fredda, senza neanche una luce, senza neanche un fuoco, non se la sentì e si diresse nell'unico posto dove c'era un po' di luce, in cui c'era un po' di gente, andò in chiesa, entrò dalla porta dietro a tutti e tutti stavano cantando e tutti stavano recitando le preghiere della messa, si avvicinò all'ultimo banco dove c'era un posticino, la gente lo guardò, gli fece subito spazio, si allontanarono da lui perché non gli volevano stare vicino, lì pianse per tutta la durata della messa, andò avanti, non sapeva cosa fare, la gente se ne andò da messa e lui a un certo punto uscì pure lui, andò a casa e veramente non fece altro che piangere per tutta la notte. La mattina successiva la prima cosa che fece, andò dalla sua vicina di casa che avrebbe dovuto pagarle una cambiale proprio quel giorno e lui sapeva benissimo che non ci sarebbe riuscita e quindi si sarebbe impadronito del suo terreno, andò lì con la cambiale, la stracciò davanti a lei e se ne uscì. Poi tornò a casa, prese altre di queste cambiali, pagherò i biglietti che aveva in tasca, in casa nascosti nei cassetti, e andò di casa in casa e li portò un po' a tutti, stracciava questi documenti, questi pagherò, e usciva di casa da queste persone ed era sempre più contento. A un certo punto trovò un negozietto che era aperto, prese dei regali per i suoi nipoti, li lasciò davanti alla porta di casa di suo figlio perché sapeva che non avrebbero neanche fatto entrare, però li lasciò lì e tornò a casa e si sentì che era leggero, era contento, era felice, aveva fatto
qualcosa di bello. Si sedette in cucina, accese il fuoco e 5 minuti dopo arrivò la sua vicina di casa e gli portò una bellissima torta che era poi anche molto buona. E lui con le lacrime agli occhi le prese e fu veramente molto felice quel giorno. Il giorno dopo andò ancora. È caduto qualcosa. Ci sono sempre gli spiritelli quando si raccontano le cose, quindi accade sempre qualcosa. E quindi lui, tutto contento, finalmente si accorse che era bello anche aiutare gli altri, era bello anche essere generosi. Arrivò anche al terzo giorno e si trovò ad essere veramente felice perché la gente lo salutava per strada, andava in osteria, gli offrivano da bere. Era veramente contento, arrivava a casa e trovava il suo bel fuoco che ancora si manteneva e lo rendeva ancora più bello, più vigoroso, nutrì le sue mucche, le curò e fece di tutto per loro, le accarezzava, le strigliava, andava lì a salutarle, si sentiva felice. Però andò a dormire e disse, stanotte morirò e vabbè, peccato, ho vissuto bene solo 3 giorni. Il quarto giorno però si risvegliò ancora nel suo letto, disse, forse la mucca ha sbagliato i conti, vediamo un po'. E andrò avanti anche quel giorno, poi passarono le settimane, passarono i mesi, passarono gli anni e lui visse sempre in questo modo gentile, generoso, suo figlio che lo veniva a prendere, i nipoti che venivano a trovare, insomma si trovò ad essere veramente felice e condusse una seconda parte della sua vita veramente felice. Arrivò anche il giorno in cui pure lui passò a miglior vita e la chiesa si riempì di gente, c'era pieno di gente dentro ma anche fuori, era proprio pieno dappertutto. E questo accadeva in un piccolo paesino della Carnia. E mi diceva Elio che ancora adesso in questo cimitero del paesino c'è una piccola tomba, una pietra sbeccata ma che ancora si può leggere, perché il parroco disse una frase molto, molto importante e molto felice che poi fu riportata sulla pietra. Era troppo buono e Dio lo volle con sé. Ci avvieremmo verso la conclusione con un'ultima storia, un'ultima canzone e vorrei concludere con un grande classico che più della pianura, credo che questo si conosce forse un po' meno, ed è la storia delle mele rubate. Tutti noi quando eravamo ragazzini
anche se adesso non lo ammetteremo mai, però ci ricordiamo degli orti e dei campi dei vicini dove si andava sempre a prendere un po' di tutto, dalle ciliegie alla frutta, quello che c'era. E c'erano due persone, due giovani che erano particolarmente specializzati nel rubare, nel razziare le mele. Proprio dovunque passassero loro non ne restavano più. E continuarono anche dopo che erano cresciuti. Quindi anche da quando ormai avevano una certa età continuarono ancora a farlo. E un giorno decisero di andare a fare una di queste razzie, trovarono questo orto che aveva veramente tantissime mele e riempirono 3 grossi sacchi. Ovviamente non erano proprio abilissimi nella matematica e quindi si presero un po' di tempo per potersele dividere. Allora uno dei due disse all'altro: senti, andiamo nel cimitero perché quello è il posto più tranquillo che c'è e poi lì ce le dividiamo tranquillamente, tanto non arriva nessuno, e poi una volta che abbiamo diviso ce ne torniamo a casa. Sì, fa l'altro. Andarono nel cimitero con questi sacchi, prima andò dentro uno, l'altro gli passò il primo sacco, il secondo sacco, e quando prese su il terzo sacco 2 belle mele gli caddero per terra, ma quello dentro gli disse: senti, lasciale lì fuori, tanto le raccogliamo dopo e intanto cominciamo a dividercele perché tanto qui c'è un bel po' di lavoro. E si misero proprio nell'angolo del cimitero dove sicuramente le vecchine o le perpetue non sarebbero passate, quindi erano sicuramente tranquilli e in tutta calma cominciarono a dividersele, una me, una te, perché questo era il loro livello di matematica, una me, una te, una me, una te, una me e una te. Andarono avanti per un bel po' perché i sacchi erano belli grossi, una me, una te, una me, una te, finché intanto cominciò ad arrivare il tramonto, arrivò l'imbrunire e arrivò anche il sacrestano che veniva a chiudere il cimitero, come si fa in tutti i cimiteri all'imbrunire, quando cala il sole si chiudono i portoni. Arrivò fischiettando, appoggiò la bicicletta al muro del cimitero, proprio dall'altra parte rispetto ai 2 che stavano contando, però lì nell'angolo c'era talmente rimbombo che l'uomo da fuori sentì 2 voci cavernose che facevano: una me e una te, una me e una te. E sentendo questi 2 vocioni penso subito: il Signore e il demonio che si spartiscono le anime del cimitero. Terrorizzato, inforcò di nuovo la bicicletta e raggiunse la canonica, dove c'era il parroco che stava leggendo intanto il suo messale, era lì con gli occhialetti calati giù sul naso che stava leggendo, e si vide arrivare il sacrestano tutto trafelato e tutto sconvolto, e il sacrestano era anche un po' balbuziente. E allora cominciò: Signor pleva, salsa vesta tarsi, l'altro non capiva niente, andò avanti per una buona mezz'ora così finché il parroco dice: boh, calmiti Tony, c'è succedia, cosa sta succedendo, che cosa sta avvenendo? Cantamelo se non riesci a dirmelo. Allora il sacrestano, poverino, cominciò: nel cimitero ci sono il Signore e il demonio che si dividono le anime del cimitero. Il parroco era una persona assennata, però vedendo quest'uomo sconvolto e dopo tutto questo popò di emozione di cui si era caricato, anche lui si fece prendere un po' e quindi a questo punto prese la stola, prese l'acqua santa e via che anche lui inforcò la bicicletta e corsero di nuovo al cimitero. Arrivarono lì e davanti all'angolo sentirono di nuovo queste due vocione che: una me e una te, una me e una te. E lì a questo punto anche il parroco fu preso dall'emozione e cominciò a benedire, a declamare il Salmo 90, a pregare, e non sapeva più che cosa fare. Intanto però i 2 all'interno avevano finito anche le mele e uno disse all'altro: ma quelle 2 là fuori, una me e una te, fece l'altro. Ovviamente sacrestano e parroco, pensando che fossero le loro anime, si fiondarono in chiesa e restarono lì tutta la notte a pregare perché non sapevano chi dei 2 sarebbe finito da uno o dall'altro.